Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel diario Face del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che oggi con il De Garda dopo le 10, 10:20 faremo un bellissimo studio trash e corto sui nati di sabato, perché sapete che il De Garda si è preso questo compito importante di dare spiegazioni sulle persone che nascono in un determinato periodo della settimana e le forze che influiscono positivamente su di loro. Quindi fra un po', dopo la live del vostro Marietto Veneziano, che oggi parlerà un po' della genesi di quando il vostro Marietto praticamente è sceso su questa palla azzurra che praticamente è la Terra. Quindi vi ricordo che verso le 10 il De Garda, che ormai molti seguono, apprezzano per le sue qualità, le sue conoscenze esoteriche, sarà in live col vostro Marietto per parlare del sabato di Saturno, visto che siamo appunto, oggi è sabato. Quindi ringrazio tutti quelli che seguono il Marietto, che condividono anche queste live, che ormai sono viste più o meno da 200-250 persone ogni giorno. Buongiorno Cristina, grazie della buona passeggiata, grazie, fa sempre piacere, un bel commento, grazie Cristina. Bene, oggi vi voglio parlare della genesi, perché il Marietto è qui con noi, e sta camminando su questa palla qua. Allora, praticamente verso i 6 anni e mezzo, ciao Sara, grazie di esserti unita nel diario del Marietto Veneziano. Praticamente inizio proprio dalla genesi, no? Così capite un po' il Marietto come mai è qui con noi. Allora è successo così, praticamente per 7 anni più o meno mi hanno fatto, prima di tutto si sente bene, perché l'altro giorno ho parlato come un cucù per tanto tempo, poi mi sono reso conto che per più di 20 minuti l'audio non si sentiva. Ditemi se si sente bene. Allora, verso i 7 anni più o meno mi portano da quello che era mio padre, 7 anni e mezzo, e mio padre mi dice: guarda, tu nella realtà non sei nato nel 64, ma sei nato nel 61. Perché io lo guardo, insomma, lui ogni volta che lo incontravo mi spiegavano cose esoteriche, no? Che erano i massoni, che lui viaggiava, che non ci incontravamo fuori in astrale e via dicendo. E io dico: ma se sono nato nel 61, perché poi ufficialmente sono nato nel 64? E lui praticamente mi ha spiegato che c'erano stati degli errori burocratici, che insomma in Italia viaggiava così la cosa, adesso a sinistra. Poi nel cammin facendo della mia vita, sì, grazie Sara, grazie per l'aggiornamento, che si sente bene. Poi cosa è successo? È successo che incontravo dei viaggianti e mi dicevano che io ero stato in Tibet. E io dicevo fra di me: ma che Tibet è Tibet? Perché bisogna anche dire una cosa, che mio padre a 7-8 anni mi aveva detto che ero stato rapito, era piccolino, no? Ma chiaramente io non ci credevo. Però nel cammin facendo, cosa è successo? Verso i 50 anni è successa una cosa che mi ha risvegliato. E la faccenda è molto semplice. Quando nel 61 sono nato, praticamente c'è stato un gruppo misterico che mi ha rapito e non potevano però proprio azzerarmi del tutto e mi hanno praticamente massacrato di botte. E il vostro Marietto è andato in coma. Ma quando andava in coma il Marietto, cosa succedeva? Usciva dal corpo e incontrava di solito un saturniano, no? Una persona veramente tremenda, che in questo mondo era visto finché era vivo come un santone. E cioè, se quelli nel mondo reale mi massacravano perché ero piccolino, pesavo 1,5 kg, fuori nell'astrale era molto peggio. E poi cosa succedeva? Succedeva che quando questo saturniano alla fine non ci faceva più, ero concio anche così, non sapevo più cosa fare, andavo in un altro passaggio e incontravo gente che era poi dei cabalisti, no? E che mi dicevano: guarda, tu devi aspettare quando avrai 50 anni, perché
deve avvenire internet e via dicendo. Cioè voi vi dovete rendere conto che io ero un bamboccio di 1,5 kg anche in astrale che sentivo queste parole qua. E poi dopo arrivavano dei monaci tibetani sempre in astrale. Beh, per farla corta, io ho vissuto 18 mesi in coma e di questi 18 mesi in coma sono stato in Tibet per 12 anni. In Tibet gradatamente sono cresciuto, ho imparato molte cose a livello esoterico, ho visto tutto il mio futuro e quando ero pronto i tibetani per farmi andare via hanno preso il bastone e mi hanno bastonato anche lì perché io non volevo più andare via, volevo restare in Tibet con loro. Ma visto che era tutto un lavoro astrale, una vita astrale, sono ritornato al mio corpo e da lì, come si suol dire, mi avevano spiegato cosa sarebbe successo, che a 50 anni sarebbero ritornati tramite una congregazione, non si sarebbero dimenticati di me. Cioè io avevo 18 mesi praticamente, facciamo 3 anni alla fine, no? Perché diciamo che 18 mesi sono stato in coma. E praticamente cosa è successo? A 50 anni, vicino a dove abito, è venuta una congregazione regionale tibetana. Io le vedevo un po' come i satanassi, no? E una sera d'estate, mentre tornavo indietro, era arrivato un maestro, un guru tibetano, proprio per inizializzare questi locali. Io passavo sotto perché avevo fatto la mia passeggiatina digestiva e sento questo potentissimo al terzo piano e dico: ma che cazzo è sta roba qua? Mi sono seduto su una scalinata vecchia fuori dalle entrate costo stabile e sono stato ad ascoltare questo rumore che sembrava quasi il rumore di una moto, di un diesel, no? Invece era lui che stava con le proprie vibrazioni inizializzando, forgiando il locale, cioè l'abitazione. Dopo qualche giorno ho cominciato a riattivarsi tutte le memorie in cui, quando ero stato in Tibet, loro mi avevano promesso che sarebbero tornati a salvarmi quando io avrei avuto 50 anni. Ma cosa succedeva a 18 mesi quando uscivo dal corpo? Perché chiaramente non sono andato tutto in un colpo in Tibet, no? C'erano dei momenti in che ero lucido, di dolore, uscivo un po' dal corpo. Il problema era che quando uscivo dal corpo c'era questo saturniano, che non dico il nome, ma era uno che qui in questa vita qui è passato come un santone, che faceva miracoli di tutti i tipi e che mi ha protetto in alcuni momenti, che mi bastonava. C'erano questi cabalisti che mi dicevano: guarda che nel 1995 dovrà essere divulgata la Cabala e dobbiamo resistere fino lì. E io dicevo: ma io non resisto mica, questi mi stanno massacrando ogni volta che rientro nel corpo, quindi io sono troppo piccolino per difendermi. Al che mi hanno fatto sentire le vibrazioni del 125° gradino, e cioè praticamente quando uno entra nella Keter in astrale. Al che io a quel punto lì io ho detto: ma è invincibile questa gioia, questo amore, questa benedizione che si trova in questo stato vibrazionale, è invincibile. Quindi cosa succedeva? Succedeva che quando incontravo questo mostro in astrale, quando io ero in coma, ero invincibile perché sapevo che quell'amore che avevo provato era immensamente più grande di tutte le cattiverie di questo mondo, no? Che poteva fare quel tipo lì. Morale della favola: lui è riuscito a sconfiggermi perché mi ha tolto la memoria e non potevo più ricordarmi il piacere e la benedizione che si provano quando si tocca la Keter, quando si entra in questo campo vibrazionale che è il mondo dell'infinito, l'Ensof, no? Quindi cosa è successo? Dopo chiaramente sono arrivati i monaci tibetani, mi hanno preso e mi hanno portato in questa scuola vibrazionale in Tibet, in astrale. Ci sono stato praticamente 12 anni. Quindi cosa è successo? Ritornato indietro, praticamente dal coma, io ero stato messo fuori in un terrazzo, ero gonfio di pus. Quando ritornavo dentro chiaramente avevo delle sofferenze immense. Ho iniziato a parlare praticamente, mi hanno fatto nascere nel 64 e diciamo che nel 70 più o meno 69 ho cominciato a parlare. Ci ho messo un po' di tempo a parlare perché avevo praticamente tutto il cervello in pappa delle bastonate che ho preso, no?
Quindi io quando mi venivano a trovare le persone, se a livello vibrazionale sapevano leggere la mente, io potevo parlare con loro, ma praticamente non riuscivo più a parlare con le persone. Infatti chi mi ha adottato ha sempre pensato che sarei stato muto. Comunque questo è quanto. Il discorso è molto semplice. In Tibet mi hanno fatto vedere che i cinesi a un certo punto di questa era per 500 anni spialleranno i tibetani e li cancelleranno in un certo senso, perché proprio nella karmica la cosa, non si può fare niente, ma dopo 500 anni che i cinesi prenderanno poi i posti dei russi, perché fra un po' i russi praticamente inizieranno a spiallare l'Occidente, ma dopo 500 anni che i cinesi avranno, come si suol dire, fatto di tutto e di più, portato nel Medioevo, cioè nello stato primitivo l'Occidente, i tibetani risorgeranno e chiaramente il mondo potrà riprendere un ritmo sufficiente per chiamare la vita nella Terra, no? Quindi più o meno l'evoluzione del sistema è andata così. I cabalisti chiaramente si salveranno perché su internet non si può più fermare la cabala e quindi ciao Tiziana, grazie Tiziana di esserti unita al diario del Marietto. Quindi la cosa più o meno è andata così, no? Il vostro Marietto è nato ufficialmente nel 64, per 18 mesi è stato in coma e questi 18 mesi si è passato 12 anni in questo Tibet, quindi quando qualcuno mi incontra sa che alle spalle ho la TI, cioè il Tibet che mi protegge. Bene cari amici, questa è una piccola pillola, nel senso che voglio raccontarvi solamente la genesi, e per chi non l'ha ancora potuto vedere, si va a vedere anche la pillola di ieri dei LIM, che cosa sono questi LIM, cosa fanno questi LIM in questo mondo, come stanno gestendo un po' la faccenda, che anche loro chiaramente, la parte occidentale, ha una paura matta della parte orientale, perché non è che sono tutti coesi, non dovete pensare che questi LIM le pensano tutti allo stesso modo. Ci sono LIM che sono occidentalizzati e LIM che sono ancora proprio in uno stato messo male. Però il Marietto c'è e vivrà meno fino a 94 anni, almeno da come ho visto io. Poi abbiamo anche la nostra Hildegard che ci darà una mano a fare espandere la Cabala, le conoscenze esoteriche e quant'altro, e quindi siamo messi bene. Bene, cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui. Vi ricordo che fra meno di mezz'ora avremo Hildegard che ci parlerà appunto di quelli nati di sabato, le loro qualità, le loro caratteristiche, le forze e quant'altro. Poi vi ricordo che oggi alle 4 invece, per chi ieri non ha potuto fare le domande gratis perché magari era arrivato in ritardo, l'importante è arrivare giusti alla 4, si fa la domanda e più o meno le prime 20-15 domande più o meno vengono evase, no? A dipendenza se un caso più difficile o più facile. Quindi chi vuole avere delle risposte gratuite con un bel consulto di Hildegard col pendolino Marietto Veneziano si può unire tranquillamente oggi alle 16, alle 4 pomeridiane, sul canale del Marietto Veneziano. Per ora è tutto, vi ringrazio, se volete condividere anche questa piccola live così all'abbraccio che il vostro Marietto fa, sono ben contento e ci sentiamo praticamente oggi alle 4. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!